Allora, con noi Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL Polizia. Quest'oggi è stata una grande manifestazione a Pordenone, parleremo del carnevale, e abbiamo visto uomini della polizia appunto a salvaguardia, per la verità non erano che siano stati in tanti, no? Ma quelli che ci sono. Parlando insomma con delle persone qualche giorno fa che agiscono in ambito ministeriale, mi ha fatto capire insomma che c'è poca voglia di assumere. Mi hanno detto che entro il 2020, per esempio qui a Pordenone, entro il 2020 saranno 40 le persone che lasceranno il servizio. No. Sbaglio o è così? Sbaglia, ma sbaglia, no. sbaglia coi numeri purtroppo. Ah, di più? Sì, perché saremo oltre 100 le persone che lasceranno il servizio a Pordenone. Il problema, direttore, la blindatura per queste manifestazioni è prevista, guardate Venezia, ma il colmo è che se dobbiamo andare a blindare Venezia, partono anche da Pordenone per andare a Venezia. Allora sì, se noi abbiamo paura del terrorismo, non capisco perché non possiamo aver paura del terrorismo a Pordenone. Io capisco che magari Venezia è un alla luce che la base americana è a pochi chilometri. Sì, è questo, no? È così come sta succedendo, insomma, noi dobbiamo andare a salvaguardia delle altre città. Io penso che, visto il numero esiguo di persone che ci sono a Pordenone, sarebbe opportuno che il Ministero lasciasse qui quelli di Pordenone e quelli di Venezia pensassero a Venezia. E così come sta succedendo al confine, direttore, a Tarvisio. Polizia Ferroviaria a Tarvisio, la questura di Udine di Tarvisio non ha più uomini e deve ogni volta prendere 2, 3, 4, 5, 6 persone e mandarle a Tarvisio. Il problema diventa così lampante, non ci sono uomini, è vero, l'ho detto altre volte, per voce, per nome del capo della polizia, che nel 2023 saranno 40.000 meno gli uomini nelle forze dell'ordine solo nella polizia di Stato, quindi facciamo dei conti. Allora, se noi abbiamo le nostre manifestazioni, noi abbiamo le nostre partite di pallone, noi abbiamo il nostro calcio, diventa ogni volta un problema di costi, quello sulla sicurezza, è chiaro che i concorsi non ci sono dall'87, siamo indietro di 15 anni. Raffaele Padrone, grazie, vice segretario della Polizia di Stato. Erano assistiti invece dai servizi sociali.